Daydreamer, anticipazione episodio 108. Jeanne chiede a Sanem di sposarlo. Durante la festa di compleanno di Jeanne arriva il momento tanto atteso. Sanem consegna a Jeanne il suo regalo, un album con le loro foto, e lui lo sfoglia piuttosto compiaciuto. Poi le dice di avere anche lui una sorpresa per lei e tira fuori dalla giacca una scatolina elegante che contiene un anello e le dice che lei è il suo cuore, la sua metà, il suo tutto, e le chiede di sposarlo. Lei sorride a Jeanne rispondendo di sì. Terminata la festa di compleanno di Jeanne, gli Edin tornano a casa. È grande e la felicità generale, tanto che Nihat chiama suo fratello gemello Mithat specificando di non interpellarlo per chiedergli un prestito, bensì per comunicargli del matrimonio. A casa di Vit invece Jeanne sfoglia il romantico regalo di Sanem, esternando il proprio apprezzamento, oltre alle pietre lunari donategli dalla famiglia Edin. Yuma cerca di sminuire l'importanza e sottolinea che Pauline l'ha aiutata per l'organizzazione e che lei lo ama così tanto. Ma Jeanne la riporta alla realtà affermando che non vede altri che la sua Sanem. Jeanne e Sanem si sentono al telefono. Lei gli riferisce che in casa sono tutti di buon umore, la felicità è contagiosa e loro due sono davvero molto felici. Yuma intanto si sfoga con Emirre, ritenendo che Sanem abbia accecato gli occhi di suo figlio. Il figlio la invita ad accettare il tutto, ma la donna afferma che sarà guerra anche senza Pauline che sta per partire per Londra. Emirre ribadisce che Jeanne ha fatto la sua scelta, ma Yuma ribatte che quando anche lui avrà dei figli capirà. Il mattino successivo Sanem comunica che andrà a fare colazione con Jeanne. Leila invece rivela ai genitori di essersi lasciata con Osman. È dispiaciuta per averli delusi, ma la madre le dice che è piuttosto sorpresa. Leila dice che non era destino, i genitori la rincuorano affermando che non sono arrabbiati e la ragazza li ringrazia per aver capito. Nel frattempo anche Osman comunica alla sorella Jan di aver rotto con Leila. Jeanne e Sanem si incontrano dunque per la colazione. Lei dice che non toglierà il suo anello per l'eternità. Jeanne ribadisce che vuole stare sempre con lei. Vuole che dormano e si sveglino insieme e Sanem condivide lo stesso pensiero. Gli conferma però che continuerà a lavorare per la casa editrice, ma Jeanne è geloso di questo, non gli piace Ijit. Intanto lo stesso Ijit, solo nel suo ufficio, si pente di non aver confessato a Sanem i suoi sentimenti per lei. Jeanne e Sanem parlano del loro matrimonio. Lei vorrebbe un matrimonio semplice. Jeanne non interessa dove si sposeranno, desidera solo stare con lei. Sanem però non si sente di costruire la loro vita in comune sull'infelicità delle loro mamme. Jeanne la bacia con grande passione e lei sembra smarrita, come se stesse vivendo nuove sensazioni. In drogheria, nel frattempo, Nihat e Mekibe sono sconvolti per la fine della relazione tra Leila e Osman. Alcune donne del quartiere entrano in negozio e spettegolano su Leila ed Emirre. Nihat le caccia e chiede alla moglie se gli stia nascondendo qualcosa in merito, ma lei nega. Muzaffer invece si preoccupa di organizzare la tradizionale festa di primavera che si tiene annualmente nel quartiere. Jeanne si reca in agenzia e tutti stanno parlando della sua festa di compleanno della sera precedente. Si congratulano con lui, che ringrazia. Deren poi si reca alla casa editrice e chiama Sanem per un lavoro in agenzia. Quando tornano tutti insieme al piano superiore viene introdotta una torta per le congratulazioni a Sanem e a Jeanne. I due la tagliano insieme, poi si abbracciano e osannati a farlo si baciano. Yuma e Ijit sono palesemente contrariati e disturbati nell'assistere questa scena. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!